Buongiorno dalla Panda e dall'ospedale, un'altra visita, stavolta cose serie con il primario di ginecologia di Rovigo, sperando che si risolva qualcosa e vi tengo aggiornati, vediamo come va. Appena uscita ho parlato con il dottor Litta, professor Litta, e niente, mi operano a maggio sicuramente, maggio o giugno. E ora a casa leggo tutta la documentazione perché sì, comunque isterectomia totale. E così, altro giro, altra corsa. Comunque, in parole povere, rimozione dell'utero e non delle ovaie ma delle tube, quindi utero e tube, tagliandomi tipo come il cesareo, però spero presto. A differenza dell'ospedale di Adria, l'ospedale di Rovigo mi ha dato questo, cosa non portare in ospedale, però qui c'è anche il PC portatile. Io mi ricordo quando mi hanno ricoverata a Padova per il cuore che avevo portato il PC, ma ero là da un mese e quindi sì, boh. Poi mi hanno dato anche questo che dovrebbe essere tipo fare la recensione, progetto PREMS, la tua voce per una sanità migliore. Faremo anche la recensione di questo. Informazioni utili, varie ed eventuali, che già so, tipo il digiuno, eccetera. Questo è tipo, cos'è? Preparazione dell'intervento. Il primario mi ha chiesto se se ci sono persone in famiglia che hanno avuto tumori. Sì, sì, quindi aspettiamo il risultato dall'ospedale di Adria di un esame. Vediamo se questo problema è causato da cose di quel tipo, ma spero di no. Boh, cioè manca solo quella, nel senso sì. Poi anche mi hanno chiesto per attacchi di panico in sala operatoria, che insomma dovrò parlarne con l'anestesista, e anche per la degenza, tipo la depressione o il bipolarismo, cose che mi sono state diagnosticate, contano, e sono comunque genetiche, anche quelle penso lo sappiate già, che se avete un genitore che ha disturbi di personalità potete averli anche voi, è genetico questo. Dietro di me vedete una cosa molto importante, ossia il centro di salute mentale di Rovigo, e non me ne vergogno a parlarne, anzi la salute fisica non è solo l'importante, ma è importante per volersi bene ed amarsi anche la salute mentale. Psichiatra o psicologo, io
ho il mio psichiatra da anni, perché lo psicologo non può prescriverti farmaci. Io ho il problema dell'insonnia, ho questi sbalzi d'umore che adesso si sono un po', riesco un po' a no, un po', ho fatto passi da gigante perché riesco ad avere un equilibrio in tutto questo, a parte per l'insonnia. E niente, andiamo ad aggiornare il dottore per l'intervento che dovrò fare, perché è un intervento che mi andrà a toccare anche psicologicamente. Avrò una bella convalescenza e un aggiornamento, quindi col cuore, come dice Barbara D'Urso. Non ve ne dovete assolutamente vergognare, io voglio sensibilizzare questa cosa. Andate a parlare con qualcuno, che un bravo dottore, un bravo medico che vi darà sicuramente una mano e vi miglioreranno sicuramente le cose nella vostra vita. Basta fare un piccolo passo, delle piccole scelte e fregarsene del parere altrui, perché la vita è vostra. Volevo finire il video, va bene, dicendovi che questa termoablazione, dopo quasi un mese che me l'hanno fatta, ho ancora perdite. E niente, quindi penso di aver già detto che le cose sono cambiate quando ho chiamato qualche settimana fa, arrabbiata, perché ci si deve arrabbiare, la chirurga che mi ha operata e lei ha contattato il primario dell'ospedale della città in cui vivo, e quindi a maggio ho novità, i primi di giugno mi operano. Volevo fare un video molto lungo con tante cose, invece penso che lo dividerò, se no non riesco a caricare più niente nel canale. Un'ultima informazione, un'ultima cosa che vi chiedo, e riguarda tutt'altra cosa, riguarda le sopracciglia. Io me le sono tatuate nel 2018, se non erro, e ripassate nel 2020, male, fatte male. Sto cercando qualcuno in zona dove abito io, limitrofi, o se è distante, se qualcuno gentilmente può accompagnarmi per toglierle, fare il laser. Quindi qualche bravo, uno studio in cui siano bravi a fare il laser in un tatuaggio delle sopracciglia fatto con l'inchiostro per i tatuaggi normali. Andrò a Medjugorje, penso. Scrivetelo nei commenti, vi ringrazio per il supporto, vi ringrazio per i commenti, davvero non me l'aspettavo tutto questo, e finalmente sono felice perché ho ricominciato con YouTube e mi sento bene a fare questo, e mi sento bene a parlare con voi. Un bacione a tutti.